Gli abitanti di Giardina Gallotti protestano per la mancanza di acqua nella loro frazione. La Polizia di Stato a Porto Empedocle arresta un individuo per detenzione abusiva di armi e di sostanze stupefacenti. Inaugurato all'ospedale San Giacomo di Altopasso a Licata il nuovo mammografo. Presentata stamane a Favara la festa di San Calogero. Successo per gli eventi della settimana della cultura a Cammarata, a Raffadali consegnati i premi Alessio Di Giovanni, a Realmonte il primo festival dell'editoria, i viaggi sentimentali finanziati per le iniziative di Agrigento Capitale della Cultura 2025, proseguono gli eventi estivi a Siculiana Marina. L'Akragas da oggi inizia il ritiro per la preparazione al nuovo campionato 2024-2025. Buongiorno, benvenuti con l'appuntamento odierno del nostro telegiornale di inizio settimana. Emergenza idrica a Giardina Gallotti, stamani una manifestazione di protesta nella frazione di Agrigento. La gente esasperata è scesa in piazza davanti alla locale fontana chiedendo l'acqua. Emergenza idrica a Giardina Gallotti, stamani manifestazione di protesta nella frazione di Agrigento. La gente esasperata è scesa in piazza davanti alla fontana del posto. Purtroppo la condizione che stiamo attraversando è sicuramente allarmante e deplorevole, perché ci sono delle zone che non prendono acqua da mesi, parliamo di più di 2 mesi e mezzo. La gente è esasperata e stanca. La cosa che preme sottolineare comunque, a parte denunciare il disagio, perché è quello che sicuramente ci mortifica più di tutto, è quello di dire che ci sono delle responsabilità. Queste responsabilità vanno assunte da chi di dovere e noi non chiediamo più delle risposte, perché non abbiamo più bisogno di parole. Le abbiamo chieste a tempo debito, non ci sono state date perché non sono mai arrivate. Adesso chiediamo soltanto degli interventi che devono essere immediati. Non abbiamo più tempo per sentire procrastinare le ragioni, perché noi pensiamo che ragioni non ce ne sono. Tutto questo lo attribuiscono, tutta questa mancanza di acqua la attribuiscono alla scarsa piovosità. Sicuramente è un fattore che ha inciso, ma non è l'unico fattore, perché c'è una perdita di acqua nel sottosuolo che è incredibile. Ci sono delle perdenze, delle tubazioni rotte, guaste, che non vengono riparate nonostante segnalazioni e denunce. Adesso tutto questo deve finire perché la popolazione è davvero stanca, la popolazione è esausta, esasperata e ha bisogno di acqua. Dobbiamo tutti insieme manifestare il giorno 2 agosto e chiedere assolutamente un intervento immediato per garantire l'elemento essenziale dell'acqua, perché l'acqua lo stiamo vedendo come un problema, ma l'acqua non è un problema, è un diritto. Oggi siamo qua a manifestare per questa epocale crisi idrica che sta attraversando tutta la Sicilia, ma noi in particolar modo sentiamo gli effetti avendo già problemi precedenti con la distribuzione idrica. È da circa 2 mesi ormai che i turni si sono allungati da 20-25 giorni e ci sono anche quartieri dove non arriva l'acqua perché le riparazioni necessarie per fare arrivare l'acqua nella rete di distribuzione non sono state fatte da parte di AICA e quindi queste persone non hanno acqua, quindi con la distribuzione, ma la cosa più grave è che volendo anche comprare non riescono a comprarla perché le autobotte private non è più conveniente portare l'acqua a Giardina e quindi l'unica possibilità è quella delle autobotti che sta mandando il comune e dall'approvvigionamento idrico alla fontana pubblica. Quello che noi chiediamo agli enti preposti è innanzitutto 3 punti importanti. Uno è quello di fare le riparazioni, quindi riparare le reti dove si perdono più di quello che viene messo nelle condotte, quindi se si fanno le riparazioni si riesce a recuperare il prezioso liquido che va disperso. La seconda questione è quello dell'aumento della portata al serbatoio di Giardina Gallotti che serve anche alla frazione di Montaperto, almeno di 5-6 litri al secondo. La terza cosa è quella di
programmare interventi strutturali per rifare le reti idriche e trovare nuove fonti di approvvigionamento. Siamo a Giardina Gallotti, come potete vedere oggi è una giornata di mobilitazione per un bene comune che è l'acqua. Ci sono zone di Giardina che non vengono servite da mesi, cioè i turni sono di 20-25 giorni, anche un mese. La situazione ormai è allarmante, con persone anziane e bambini che non ce la fanno più. Capite bene che abbiamo bisogno di un aiuto immediato. Le istituzioni dicono che è un problema che viene da lontano, ma abbiamo anche il ministro Musumeci, che adesso è pure ministro della protezione civile, che è stato 5 anni presidente della regione. Quali risposte ha dato alla Sicilia sul problema siccità? Quali interventi si sono fatti? Gli interventi del dopo a noi non ci servono, a noi ci serve l'acqua subito, perché è un bene essenziale. A Porto Empedocle la Polizia di Stato ha tratto in arresto un giovane per i reati di detenzione di armi e munizioni e di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. A Porto Empedocle la Polizia di Stato ha tratto in arresto un giovane per i reati di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. L'attività investigativa è stata intrapresa dagli uomini del commissariato di Porto Empedocle e seguita a un intervento effettuato dalle squadre volanti per una lite avvenuta presso un bar della città e Marinara. La polizia giudiziaria operante ha ritenuto che il giovane coinvolto nel litigio potesse detenere illegittimamente un'arma presso la propria abitazione. Quindi si procedeva pertanto a perquisire il domicilio, che dava esito positivo, in quanto veniva rinvenuta la pistola marca Beretta calibro 22, risultata perfettamente funzionante ed efficiente, comprensiva di caricatore, fornito di una cartuccia calibro 22 e altre 33 dello stesso calibro. Nel corso della perquisizione si trovava altresì un sacchetto in celofan contenente una sostanza stupefacente del tipo marijuana, del peso complessivo di 28,40 grammi, un astuccio contenente un bilancino di precisione, un involucro contenente una sostanza stupefacente cocaina del peso complessivo di 3,40 grammi. Lo stupefacente e il bilancino venivano rinvenuti nonostante il giovane avesse tentato di disfarsene all'arrivo degli operatori della polizia, lanciando dal terrazzo l'involucro contenente la marijuana e occultando in un incavo del muro dello stesso terrazzo l'astuccio col bilancino e la cocaina. Alla luce di quanto emerso dalla perquisizione, il giovane empedoclino di 24 anni è stato tratto in arresto a disposizione del pubblico ministero di turno, accompagnato presso il proprio domicilio in attesa di nuove disposizioni dell'autorità giudiziaria procedente. E a Palermo oggi è stato ricordato il giudice Rocco Chinnisi, ucciso 41 anni fa nell'attentato di via Pipitone Feghetito. Con lui persero la vita il maresciallo Mario Trapassi, l'appuntato Salvatore Bartolotta e Stefano Lisacchi, portiere dello stabile in cui abitava il giudice. La corrispondenza da Palermo. 41 anni fa a Palermo, alle 8.05 del mattino, una Fiat 126 verde imbottita con 75 kg di tritolo esplose in via Pipitone Federico. Nell'attentato persero la vita il giudice Rocco Chinnici, il maresciallo Mario Trapassi, l'appuntato Salvatore Bartolotta e Stefano Lisacchi, portiere dello stabile in cui abitava il giudice. Chinnici stava per salire sulla sua Alfetta blindata e il boss di Resuttana, Antonino Madonia, azionò il telecomando proprio nel momento in cui il giudice era accanto alla 126. Questa mattina, nel luogo in cui avvenne la strage, sono stati ricordati il giudice e la sua scorta con la deposizione delle corone di fiori. Tra gli anni 70 e l'inizio degli anni 80, di fronte ad una mafia sempre più violenta e potente, Chinnici portò avanti il suo lavoro di magistrato con straordinarie intuizioni e un'eccezionale forza innovativa. Alla fine del 1979 fu nominato capo dell'ufficio istruzione del Tribunale di Palermo e creò il pool antimafia, chiamando anche Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Diede inoltre un prezioso contributo tecnico alla stesura della legge Rognoni-La Torre e in particolare
alla definizione del reato di associazione di tipo mafioso, articolo 416 bis del Codice Penale, e al potenziamento della prevenzione patrimoniale. Fu inoltre il primo magistrato ad uscire dalle aule dei tribunali per andare nelle scuole e parlare ai ragazzi dei pericoli della droga, il cui traffico mondiale era allora l'attività principale della mafia. Rocco Chinnici ha avuto la capacità di innovare, diciamo, in maniera veramente significativa il metodo di contrasto alla mafia, e le sue innovazioni, all'epoca forse non del tutto comprese, oggi sono patrimonio invece della legislazione europea, e mi riferisco alla cooperazione giudiziaria e delle forze di polizia, lo scambio di informazioni, le misure patrimoniali. Rocco Chinnici diede un contributo importante alla legge Rognoni La Torre sulle misure patrimoniali, sulla confisca, sulla introdurre l'articolo 416 bis del Codice Penale, cioè l'associazione a delinquere di stampo mafioso. E devo dire che nei 10 anni che ho trascorso al Parlamento europeo e nei prossimi 5 anni io ho portato avanti questo lavoro, perché diventasse patrimonio dell'intera Unione Europea nella lotta alla criminalità organizzata, che ha caratteristiche transnazionali. Inaugurato il nuovo mammografo presso l'ospedale San Giacomo d'Altopasso a Licata. Le interviste. Questo era un buco organizzativo che avevamo, anzi geografico, cioè mancava il mammografo a Licata, quindi abbiamo forse fra le prime tecnologie sulle quali stiamo investendo, abbiamo dotato la radiologia dell'ospedale di Licata di questa tecnologia, che è fondamentale per la prevenzione, fondamentale per riuscire a scovare, scusatemi il termine che può sembrare anche un po' poco tecnico, a scovare quei tumori della mammella che si nascondono nella popolazione. Voi considerate che l'anno scorso abbiamo trovato 320 cancri della mammella nella popolazione della provincia di Agrigento. Di questi solo una piccola parte si è rivolta ai nostri centri, quindi l'obiettivo è quello di riuscire a salvare sempre più vite umane e nello stesso tempo fornire un'assistenza dalla diagnosi alla terapia in maniera completa per tutta la popolazione e indipendentemente dall'area geografica della provincia. Qual è il suo appello alla prevenzione? L'appello alla prevenzione, oggi è proprio una giornata che abbiamo voluto dedicare alla prevenzione, proprio quella, l'invito alle donne che della fascia di età dai 50 ai 69 anni di rivolgersi liberamente ai centri di screening, non solo di Licata ma di tutta la provincia di Agrigento, e riceveranno la maggior parte di loro una lettera e l'obiettivo è quello di rispondere e di presentarsi, perché tante volte impegnare una mattinata ci può aiutare a salvare la propria vita. Le chiedo i vantaggi, i benefici di questo macchinario che arriva a Licata. Abbiamo un mammografo all'avanguardia che ci consente delle diagnosi molto precise, di individuare le più piccole anomalie nel parenchima della mammella, andarla a studiare adeguatamente, nonché anche bioptizzare, per avere una diagnosi di certezza e poter curare adeguatamente e tempestivamente il tumore della mammella. Questo mammografo si inserisce in un percorso diagnostico-terapeutico che parte appunto dalla diagnosi possibilmente di malattia misconosciuta, quindi senza segni clinici, affinché la diagnosi appunto sia quanto più precoce possibile, possa offrire le migliori garanzie di guarigione per le pazienti e consente di reclutare dal territorio pazienti affetti da tumore della mammella. Fatta la diagnosi negli ospedali periferici, la paziente afferisce al breast unit dell'ospedale di Agrigento, dove il servizio viene completato da tutto ciò che è una terapia chirurgica e oncologica, nonché radioterapica complementare. Quindi le pazienti con una diagnosi precoce afferiscono direttamente alla chirurgia e successivamente alle cure oncologiche e radioterapiche, e viceversa le pazienti con malattia avanzata cominciano il percorso con una chemioterapia neoadiuvante e vengono reclutate per la chirurgia in un secondo step. Come si è arrivati all'acquisto di questo mammografo?
Ma questa è una grande opportunità che oggi viene data all'ospedale di Licata, all'azienda sanitaria provinciale e alla Breast Unit. In realtà questo mammografo è stato acquistato con i fondi di un progetto di cui sono referente aziendale e che è stato finanziato per l'appunto con fondi di Piano Sanitario Nazionale. È un mammografo di ultimissima generazione che consente di fare la tomosintesi e che consente anche di fare le biopsie mammarie su guida mammografica, quelle che si chiamano VAB stereotassiche. Questo ci consentirà di avere sempre diagnosi più precoci e addirittura di diagnosticare il fattore di rischio per il cancro della mammella che si chiama carcinoma in situ. Questo mammografo è capace di individuare quella spia che talvolta si accende all'interno della mammella delle nostre donne, sono delle piccole microcalcificazioni che poi possono essere biopsate per l'appunto sulla guida dell'apparecchio e farci fare una diagnosi di carcinoma in situ. Il carcinoma in situ, anche se si chiama carcinoma, non è un tumore maligno ma un fattore di rischio per il tumore maligno. Queste donne possono essere indirizzate nella nostra Breast Unit, dove vengono discusse da un'equipe pluridisciplinare che prevede la presenza dell'oncologo, del chirurgo, del radioterapista, del radiologo dedicato e inserite in un percorso di diagnosi e cure di eccellenza che consente a queste donne per l'appunto di guarire. Quindi una grande opportunità per Licata, una grande opportunità per la nostra Breast Unit che amplia il suo raggio d'azione e una grande opportunità per le donne della nostra provincia a cui viene data pari opportunità di cura e garantito un percorso diagnostico terapeutico assistenziale di eccellenza. Dottore, quali sono le caratteristiche di questo mammografo? Le caratteristiche di questo mammografo sono innanzitutto quelle che è un mammografo di ultima generazione, cioè un mammografo digitale con la possibilità di integrare peraltro le immagini di mammografia tradizionale 2D con le immagini tridimensionali di tomosintesi qualora servisse per degli approfondimenti specifici per quanto riguarda le nostre pazienti di screening. Sicuramente questo mammografo ci permetterà di fare gli esami mammografici di primo livello con una qualità elevatissima che saranno poi letti dai nostri lettori di primo livello e qualora fossero necessari poi degli approfondimenti si eseguiranno sul territorio sicuramente e poi la cosa importante è che ci sarà un percorso assolutamente completo in tutte le sue fasi fino ad arrivare anche alle procedure interventistiche che garantiranno sempre di più una diagnosi certa, precoce e sicura alle nostre pazienti di tutto il territorio. Entriamo nel dettaglio, i vantaggi per il paziente quali sono? I vantaggi sono assolutamente quelli che un'apparecchiatura del genere di enorme qualità permetterà di fare delle diagnosi sempre più fini, sempre più precoci, ma non solo questo, ma la possibilità di integrarlo con la mammografia 3D di ultima generazione, quindi la tomosintesi, permetterà di vedere, qualora fosse necessario approfondire appunto le immagini del primo livello, delle lesioni che sono anche molto piccole, quindi delle lesioni millimetriche, anche submillimetriche a volte, per fare delle diagnosi precoci. Come sappiamo la diagnosi precoce è essenziale per un trattamento sempre più conservativo e risolutivo per quanto riguarda il cancro della mammella. Tutto pronto a Favara per i festeggiamenti in onore di San Calogero. Ha seguito per noi l'evento Giuseppe Moscato. Ci troviamo davanti alla parrocchia di San Calogero perché ormai si avvicina il periodo in cui inizierà la novena, venerdì inizierà appunto la novena in onore di San Calogero e quest'anno abbiamo tante iniziative, non solo dal punto di vista religioso ma anche per quanto riguarda il comitato. Dal punto di vista religioso avremo le Sante Messe a partire da venerdì fino al 3 con la novena, saranno invitati anche alcuni sacerdoti che hanno dato la disponibilità e poi la parte quella diciamo così più organizzativa a livello del comitato, che è giusto che la dica uno dei responsabili del comitato di San Calogero 2024, il signor Giovanni Giglia. Niente, quest'anno abbiamo voluto intitolare la festa di San Calogero tra storia, fede e tradizione. Fede perché tra le celebrazioni eucaristiche, tra processioni, adorazioni e catechesi vogliamo dare il vero senso di San Calogero.
la storia la vivremo attraverso una mostra fotografica che ci racconta il passato, ci fa vivere il presente e guardando con entusiasmo al futuro. Le tradizioni abbiamo visto dai diari del barone Antonio Mendola che questa festa, che è stata festeggiata alla prima domenica di agosto, era chiamata la festa del scialapore perché era una festa dove i pavaresi mangiavano il gelato e poi i dolci tipici nostri che sono a base di mandorla e pistacchio, e quindi per questo abbiamo voluto realizzare una mostra fotografica dove c'era tutta la filiera del mandorlo e pistacchio e del gelato, ma è anche vero che facciamo dei laboratori didattici non solo per i ragazzi ma anche per i grandi. Ci saranno delle degustazioni dei prodotti tipici nostri del pistacchio, del gelato e della mandorla, e però dobbiamo capire che è festa, ma è festa se non c'è spettacolo, quindi abbiamo inserito dei momenti di spettacolo. Partiamo con domenica giorno 28 con danza in largo San Calogero, ci saranno pure un triangolare di calcio che partecipa la parrocchia San Calogero, la parrocchia di San Giuseppe Artigiano e la Casa Betania. Ci saranno i fuochi d'artificio, ci sarà una serata dedicata a cabaret e poi concludiamo questo programma di spettacolo con il lunedì giorno 5 di agosto, scusate, il 5 di agosto in piazza Cavour con Angelo Famao in un concerto evento. Quest'anno abbiamo voluto realizzare una brochure dove all'interno ci sono diversi articoli dove si parla sulla fede, la tradizione e storia di San Calogero, si parlerà anche sul colore vero di San Calogero perché in molti paesi è di colore nero, gli altri di colore bianco, e c'è un bell'articolo dove si spiega il detto San Calò Mane Carusi, oppure c'è un altro detto molto favarese per dire che c'è molta folla e si dice che c'è San Calò, per dire che questo santo è molto venerato e rispettato dai fedeli di Favara. Vi aspetto numerosi e vi invito a partecipare a tutti gli eventi sia religiosi che di intrattenimento. Viva San Calogero! Viva San Calogero! Un ampio riscontro di pubblico ha avuto nei giorni di sabato e domenica le iniziative della Settimana della Cultura a Cammarata, organizzati dal Comune in collaborazione con la Proloco. Abbiamo sentito in merito la direttrice artistica Patrizia D'Antona. Un ampio riscontro di pubblico ha avuto nei giorni di sabato e domenica le iniziative della Settimana della Cultura a Cammarata, organizzata dal Comune in collaborazione con la locale Proloco. Tra i vari eventi l'inaugurazione della collettiva di pittura in via Roma, la danza del fuoco con Brida Luna, l'incontro con l'autrice Pina Mandolfo, il talk show in musica con Alessio Bondi, l'incontro con l'autore Gaetano Savatteri, gli angoli del teatro itinerante e la vetrina musicale con Ergo Sound, un ventaglio di iniziative ideate da Patrizia D'Antona, direttrice artistica della Settimana della Cultura di Cammarata 2024. Ecco, qual è stato il suo input nell'organizzare tutto l'insieme? Ma innanzitutto ho sposato una suggestione del sindaco Domenico Mangiapane per la riqualificazione e la rivisitazione del centro storico, quindi la prima idea è stata quella di proporre uno spettacolo che camminasse nei vicoli. Per cui abbiamo accettato il rischio, rischieremo di non avere, diciamo, una tecnica di microfoni, perché quello che importa è fare risaltare la sonorità dei vicoli, e lì incontreremo dei personaggi mitologici, quindi è stata questa la prima idea che è stata sposata all'amministrazione, dove ci sono molti personaggi della mitologia greca, e poi ovviamente sempre in omaggio al progetto di riqualificazione e di riappropriazione dei cittadini del proprio centro storico abbiamo immaginato dei piccoli angoli di teatro dove si svolgono delle cose di musica, di danza, in luoghi che magari i cammaratesi conoscono bene ma perché non visitano. Poi ovviamente un altro come dire, motivo importantissimo è stato per me quello di
il desiderio di portare la popolazione in piazza attraverso una dimensione ludica, non soltanto diciamo intellettuale, perché lo sapete ci sono presentazioni di libri legati a una storia per esempio molto simile a quella di Cammarata, legato al femminile, ma anche di portare in piazza la popolazione attraverso una bellissima serata di ballo in piazza. Venite tutti a ballare con Navoce la contradanza. Abbiamo un gruppo bravissimo, i Casentuli, che chiamano la contradanza, e quindi speriamo che questo sia motivo per i meno giovani. Poi il programma ovviamente prevede un'attrattiva molto forte per i giovani, quindi l'idea è fondamentalmente di acchiappare un po' tutti per vivere una quotidianità nel territorio in estate, in questi tempi così tristi. Un invito a venire a Cammarata. Assolutamente, diciamo, ci stiamo spendendo affinché anche amici di altre province possano in qualche modo raggiungerci, non tutte le sere ma qualche volta, per godere insieme a noi. Poi diciamo qua è un panorama straordinario, abbiamo visto la luna piena di luglio, fantastica, insomma è un luogo ricchissimo di storia, come dico io, una vitalità inaspettata nel cuore di Sicania. E si è svolta ieri la cerimonia di consegna dei riconoscimenti della 28ª edizione del Premio Alessio Di Giovanni. Nella sala del Consiglio Comunale di Raffadali sono stati consegnati i premi ai vincitori dei vari concorsi letterari, poesie, racconti in lingua italiana e inglese, e i premi speciali a personalità di eventi di diversi settori, presenti per l'occasione anche il sindaco di Cianciana e l'assessore alla cultura del comune di Raffadali. Vi proponiamo questo servizio. Si è svolta ieri domenica 28 luglio la cerimonia di consegna dei riconoscimenti della 28ª edizione del Premio Alessio Di Giovanni. Nella sala del Consiglio Comunale di Raffadali sono stati consegnati i premi ai vincitori dei vari concorsi letterari, poesie, racconti in lingua italiana e siciliana, le pergamene dedicate agli istituti scolastici della provincia. Questi premi speciali alle personalità che sono stati assegnati dalla giuria a enti di diversi settori. Per quello delle tradizioni popolari a Nenè Sortino di Realmonte, per il settore teatro a Giusy Galletto di Raffadali e Giovanni Volpe, regista, al canto lirico Andrea Donzella di Agrigento, per la creatività artistica Peppi Calcocciola di Agrigento, per la pittura Giusy Danna, pittura su tela di seta Dora Mirabello per l'impegno sociale, Vittorio Russo e Rossana Florio dell'Archivio di Stato, per la promozione culturale e l'impegno nel sociale a Ester Vedova di Agrigento, per il giornalismo a Don Carmelo Petrone, direttore dell'Amico del Popolo, per il recupero delle tradizioni popolari per la Settimana Santa di Raffadali a Gero Galvano per la regia e a Gerlando Calcedonio per i lamenti. Premio speciale per la poesia Elena Pedalino di Raffadali, artista della ceramica, Carmela Navarra di San Biagio Platani, per la medicina al dottore Onofrio Cacciatore, primario di lungodegenza riabilitativa del San Giovanni di Dio di Agrigento, direzione coro polifonico a Elena Fletto di Raffadali per l'impegno sociale Vincenziana di Raffadali. Infine il premio speciale per lo studio della lingua siciliana e l'attività poetica e drammaturgica al maestro Marco Scalabrino di Trapani. 27ª edizione del Premio Alessio Di Giovanni, un premio particolarmente ambito anche per il modo come si svolge, per la ricerca che fate nell'assegnarli. Sì, l'assegnazione dei premi la fanno diverse giurie,
e non la fanno in maniera affrettata, ma in maniera meditata. A volte passano anche 2 o 3 mesi, ma quando si arriva ai risultati si ci arriva cercando di colpire nel segno, e sono orgoglioso di aver ancora una volta onorato il nome del grande poeta della Valplatani, Alessio Di Giovanni, che merita tutto il nostro rispetto. Cesare Castelli, un premio importante per il suo lavoro, per l'attività investigativa che lei ha svolto e svolgerà. Sono onorato di ricevere questo importante premio letterario che ha questa appendice del premio Legalità. Ringrazio il Presidente della Commissione, tutta la Commissione, per avermi onorato di questo importante premio. E credo che sia il frutto anche di un lavoro intenso che ho fatto in questi quasi 30 anni di servizio, però voglio ricordare che c'è anche una struttura importante come questo Agrigento che dà tanto a questo territorio. Un premio Alessio Di Giovanni alla Scuola Gallo. Sì, con grande piacere, con grande soddisfazione abbiamo ricevuto questa sera questo premio che riconosce lo sforzo, l'impegno, ma anche la passione con cui l'Istituto Gallo nell'anno scolastico corrente ha svolto tutte le attività progettuali. Lo scopo è sempre quello, far crescere i ragazzi, far crescere il desiderio e la voglia di cultura e di far cultura. Devo dire che è veramente un plauso a tutta l'organizzazione, perché ha saputo curare e attenzionare i vari aspetti culturali del territorio, con una particolare attenzione alle scuole, ma anche a tutte le altre forme artistiche che veramente sono pregevoli nella nostra provincia di Agrigento. E questi premi per me hanno una finalità importantissima, cioè quella di dare la spinta, la voglia di continuare su questa strada e di migliorarsi sempre di più. Don Carmelo Perrone, oggi un premio per il giornalismo all'Amico del Popolo, unico giornale cartaceo in provincia. Sono grato e onorato per questo riconoscimento che l'Accademia e la giuria ha voluto riconoscerci, che ho subito dedicato appunto a tutta la redazione, a tutta la grande famiglia, come ho detto, del settimanale, i redattori, i collaboratori, l'editore, gli abbonati che ancora permettono questa avventura che da quasi 70 anni, l'8 dicembre sono 70 anni, ecco, racconta il territorio alla Chiesa e la Chiesa al territorio, informando, ereditando quella che è la lunga tradizione della stampa cattolica agrigentina che affonda le sue radici nel 1891. Giovanni, un premio per la tua attività teatrale? Sì, soprattutto è un premio alla regia, che guarda, arriva esattamente 20 anni dopo che Enzo Alessi mi aveva premiato, anche 23, perché fu nel 2001. E quindi sono felicissimo di tornare a Raffadali a prendere questo premio per la regia teatrale, perché ad Agrigento, che ha dato la patria a uno dei più grandi autori della storia del teatro, che è Pirandello, che ha dato i natali a Camilleri, insegnante alla regia all'Accademia d'Arte Drammatica, purtroppo si continua ad avere un'idea così, un po' turistica del teatro, e allora che ben venga e ben torni il teatro pensato e messo in scena. Se tu li petti avessero fortuna, non fossero gettati stati, manco fabbricatetti dalle mura. Linea alla regia per la pubblicità. Si è svolto a Real Monte la prima edizione del Festival dell'Editoria Memoria e Patrimonio. Noi eravamo sul posto. Sabrina Lattuca, parliamo di questa iniziativa dedicata ai libri. Oggi e domani si incontra l'offerta e la domanda
con diversi autori presenti qui nella piazza centrale di Realmonte. Sì, la piazza che è un'agorà e che è la sede di scambio culturale, di incontri, di vita. Ecco, questa sera è la sede, in particolare l'agorà di Carricacina, la piazza di Carricacina, questa sera è la sede appunto dove offerta e domanda si incontrano e dove la cultura sta alla base di tutto. Noi lo diciamo sempre, Realmonte vuole crescere con la cultura e vuole viaggiare in questa lunghissima strada della bellezza a cui facciamo sempre riferimento, e dando degli strumenti ai ragazzi che sono strumenti veri, che siano strumenti veri, e lo strumento principale è senza dubbio la cultura, la lettura, la capacità di avere la curiosità e la visione, e la capacità di vedere che ci può ancora essere il bello e il buono in termini classici, e che soprattutto si può fare futuro attraverso le teste, le belle teste. Ecco, questa sera questo Festival dell'Editoria ne è un esempio. A promuoverlo è stato Luciano, che è un responsabile d'area di Realmonte nominato da me, e che diciamo, all'interno della rassegna Memoria e Patrimonio sta promuovendo il Comune di Realmonte in modo veramente intelligente, e quindi il Comune c'è, noi ci siamo per gli editori, ci siamo per i lettori, e ci siamo in un momento fondamentale dove bisogna sempre più promuovere appunto l'editoria, dove sempre più bisogna essere presenti. Beniamino Biondi, parliamo di questa iniziativa culturale qui nella piazza di Realmonte. Il sindaco di Realmonte, Sabrina Lattuca, ha voluto coinvolgermi per il coordinamento di questa iniziativa che vuole essere un vero e proprio festival della piccola editoria indipendente siciliana, con un occhio di riguardo agli editori liberi che propongono titoli interessanti che raccontano il nostro presente attraverso la memoria e il patrimonio culturale. Hanno aderito a questa iniziativa 7 editori importanti che giungono da tutte le province, c'è anche l'editore Ianieri di Pescara, che in qualche maniera racconteranno attraverso i loro libri il nostro territorio. È un'occasione importante per Realmonte, intanto per poter raccontare attraverso questa iniziativa anche delle proiezioni future in termini culturali, visto l'impegno dell'amministrazione proprio in questo settore, e perché credo sempre più che il turismo fondato anche su elementi tratti e ricavati da libri possa rappresentare oggi un segmento importante per la crescita delle piccole comunità. Luciano Carruba, responsabile dell'area cultura del Comune di Realmonte, parliamo di questa bella iniziativa dedicata proprio all'editoria qui a Realmonte, nella piazza centrale. Sì, in continuità con un progetto, un'idea del sindaco Sabrina Lattuca del comune di Realmonte di realizzare nel corso degli anni, con cadenza annuale, un'attività letteraria dal titolo Memoria e Patrimonio. È proprio verbo essere, proprio a segnare come la memoria sia patrimonio materiale e immateriale. E anche quest'anno abbiamo voluto, in continuità con gli anni precedenti, realizzare Memoria e Patrimonio in piazza Umberto I, quindi siamo in centro storico a Realmonte, e abbiamo voluto incastrare all'interno di questa rassegna letteraria un festival dell'editoria, dove 7 case editrici, abbiamo addirittura una casa editrice da Pescara che è venuta qui a Realmonte, più le altre 6 della Sicilia, hanno voluto, come dire, essere presenti in queste 2 giornate dove i loro autori sostanzialmente presenteranno quelli che sono i loro libri. Sarà un momento interessante, avremo anche degli interventi musicali a cui ringrazio chiaramente anche gli artisti che si esibiranno, quindi l'appuntamento è quello di venire a Realmonte in piazza Umberto I a partire dalle 19:30 per Memoria e Patrimonio. Il senso è ridare valore alla memoria. E tra le tante iniziative finanziate dalla Regione per Agrigento, capitale della cultura, c'è anche quello di Agrigento Città Teatro, il viaggio sentimentale nel cerchio del caos. Sentiamo l'ingegnere Dino Barone in merito. Ingegnere Barone, la Regione è passata alla fase esecutiva per la progettazione di Agrigento capitale della cultura. Quali le novità?
Sì, in questi giorni è stato a cura del direttore generale dell'assessorato beni culturali, naturalmente predisposto non tanto dall'assessore ma soprattutto dal presidente in persona della persona Schifani, il presidente Schifani, è stato emesso il decreto operativo dei finanziamenti e delle attività previste per il 2025 e quindi per esempio per la città teatro sono stati stanziati 40.000 euro e questa è una cosa che a noi ci rende molto felici, soddisfatti, non tanto per l'entità dei lavori e di tutto ciò che dobbiamo fare, ma per il fatto che noi già siamo, come Parco Letterario, siamo stati fra gli enti sostenitori del famoso progetto dossier presentato a Roma, quello che poi è stato premiato, ma soprattutto perché c'è stato un riconoscimento di un'entità che ormai dura da 25 anni e che è il Parco Letterario Città Teatro di Agrigento, Agrigento Città Teatro, così come è scritto nella Gazzetta Ufficiale e che noi stiamo cercando di fare con i nostri fondi o comunque con i sostegni degli enti locali. A seguito di ciò cos'è che sarà realizzato? E allora già abbiamo ripreso il progetto che ci è stato approvato e finanziato e saranno realizzati con i 40.000 euro almeno 40 viaggi sentimentali il Caos e 40 viaggi sentimentali la Grecità nella Via Sacra, quindi un qualcosa di consistente durante le 56 settimane dell'anno solare 2025. Noi speriamo anche in un intervento o un sostegno per quanto riguarda la fase propedeutica, per esempio per le feste natalizie e quindi il pre-anno 2025, che ci consentirebbe alle migliaia di residenti e di forestieri che accorrono ad Agrigento per le feste di Natale e di Capodanno, di essere già presenti in quella fase e coinvolgerli. Che cos'è la città teatro? È una sorta di teatro itinerante fatto per esempio dei viaggi sentimentali con gli attori, con i musicisti, con gli artisti, con i lettori e con la degustazione gratuita naturalmente, perché i viaggi sentimentali sono l'apertura dei nostri cinque sensi, tutti i cinque sensi, compreso quello del gusto, nelle nostre atmosfere che sono quelle create da Pirandello e soprattutto dal Cantastorie con i suoi collaboratori. Ci sarà già nel programma i 2 giorni 1 e 2 gennaio che saranno di eco mondiale e saranno far vedere negli organi di stampa e soprattutto negli organi televisivi che cosa? Fare vedere la città teatro che si muove in questi giorni a livello mondiale. Proseguono gli spettacoli estivi a Siculiana Marina. Abbiamo sentito il sindaco Peppe Zambito e l'artista Riccardo Gazzi. Sindaco, un altro weekend di grandi eventi a Siculiana, l'estate prosegue nel migliore dei modi. Sono 3 appuntamenti questi che fanno riferimento anche ad un cartellone che prevede la sensibilizzazione anche in estate durante gli spettacoli per quanto concerne la raccolta differenziata e il giusto, come anche in spiaggia, a mare, rispettare l'ambiente e quindi delle iniziative che servono a promuovere e a sensibilizzare in questa direzione. Lo facciamo attraverso la musica, lo facciamo attraverso lo spettacolo, perché in questo modo riusciamo ad arrivare a tutti e soprattutto ai giovani. E poi è bello perché Siculiana Marina offre ogni sera l'appuntamento col mercatino di Calat e quindi la possibilità per i residenti e turisti di poter trascorrere delle serate e soprattutto la ludoteca sotto le stelle sta andando molto bene, moltissimi i bambini ogni sera che stanno lì attraverso i giochi, con gli animatori, con gli assistenti, per cui credo che sia un'estate che possa offrire a chiunque la possibilità di stare bene, di divertirsi e la prossima settimana ancora diversi gli appuntamenti, sempre in alternanza Borgo Marinaro Siculiana Marina, centro storico di Siculiana, quindi vi aspettiamo sempre qui. Anche Riccardo Gazzi all'estate siculianese.
Io diciamo che mi sento un po' adottato da questo posto perché ci vengo a vivere in inverno a Sicuriana Marina da ottobre a maggio, perché credo che sia il momento per godersi ancora di più questa bellezza naturale che ci è stata regalata. Sono qui grazie al sindaco che mi ha voluto, catturato e rapito da quello che è stato l'Urban Fest nel cuore della città in via Atenea. Vi ricorderete degli ombrelli volanti, circostanza nella quale abbiamo anche messo su degli spettacoli circensi con Valerio Sardella che arriva direttamente da Catania, dalla scuola teatrale Gli Oculares, che questa sera abbiamo pensato di portare qui proprio per fare un momento dedicato alle arti del passato che tornano a vivere qui in questo lungomare fantastico. E nella sede delle cantine Duca di Salaparuta a Casteldaccia la serata conclusiva del progetto Piana di Baria, un significativo percorso per la valorizzazione dei territori intrapreso tra i comuni di Bagheria, Casteldaccia, Santa Flavia, Altamilla Milcia e Trabia, il servizio da Palermo. Ieri sera a Casteldaccia, serata conclusiva del progetto di promozione e sviluppo del circuito turistico, culturale e gastronomico della Piana di Baria. È stata la struttura sede della cantina Duca di Salaparuta ad accogliere i protagonisti dell'iniziativa volta a valorizzare il territorio. 5 i comuni coinvolti, rappresentati dai rispettivi sindaci: Filippo Maria Tripoli, sindaco di Bagheria, Giovanni Giacinto, sindaco di Casteldaccia, Giuseppe D'Agostino, sindaco di Santa Flavia, Pino Virga, sindaco di Altavilla Milicia, Francesco Bondì, sindaco di Trabia. Durante l'incontro è stato presentato il racconto per immagini La Piana di Baria, significativa narrazione culturale, architettonica, naturalistica e gastronomica che mette in luce i preziosi punti di forza dei comuni della costa sud. Un percorso che punta a diventare attrattivo verso una forma di turismo lento, esperienziale, espresso e concretizzato dalla capacità di fare rete tra le amministrazioni, gli imprenditori e i produttori dei territori. Fare squadra è fondamentale, lo facciamo con i comuni del circondario, partendo dalla gastronomia, dalle materie prime. Penso che questo comprensorio abbia una mission per quanto riguarda lo sviluppo turistico e gastronomico della nostra regione e quindi noi ci stiamo facendo trovare pronti. Ecco, in questa occasione cosa presenta Bagheria? Ma Bagheria presenta ovviamente i suoi prodotti tipici, in questo caso lo sfincione, ma è chiaro che dietro lo sfincione poi c'è una storia, c'è un racconto, ci sono le ville, ci sono le famiglie storiche bagheresi che hanno fondato la città di Bagheria attraverso appunto e che realizzando le ville, ci sono le materie prime di un territorio, c'è la storia dei nostri nonni, c'è la città. Pur facendo vino da 200 anni, facendolo di qualità, non è sufficiente, bisogna necessariamente fare sinergia col territorio. Il vino senza un sistema alberghiero, gastronomico, senza le amministrazioni che possono curare quella che è la bellezza di un territorio e possono salvaguardare quello che può essere un turismo pulito, non vincerà mai. Credo fortemente che il turismo non sia singolare ma sia plurale e oggi più che mai questo dimostra che una commistione pulita e verso il futuro è la soluzione a quello che può essere un'opportunità per la Sicilia. È una Sicilia particolare perché di Sicilia ce ne sono tante, ma la nostra ha carattere, ha tutti gli elementi della natura, con Catalfano, con questo parco meraviglioso, col parco archeologico di Solunto, con queste città che offrono ville barocche, che offrono musei, che offrono opportunità gastronomiche dal Sfincione fino agli Stellati. Dopo aver finanziato enti locali e imprese singolarmente, questo progetto è destinato a un gruppo di cooperazione che si occupa proprio dell'intera dei comuni, 5 comuni costieri, rivieraschi del Gar Metropoli Est. È un momento di cooperazione, lo dicevamo prima, e la misura consente proprio di finanziare interamente il progetto proprio perché lo consideriamo un intervento di sistema, quindi un intervento non destinato a singole istituzioni o singole imprese, ma tutti insieme complessivamente. I quaderni del K Festival, edizione 2024, Francesco Piccoli e i suoi momenti. Ce ne parlano i colleghi di Trapani. Momenti di trascurabile infelicità. Che momento sono? Sono momenti appunto della quotidianità che poi sono infelici o felici, è la stessa cosa perché in fondo non sono dei sentimenti grossi, ma sono dei sentimenti che tutti proviamo, nei quali identificarsi, ed è quello che cercavo di raccontare. Quando dorme si muove, si gira continuamente e consuma una grande quantità di energia e suda.
Quando guarda i cartoni si siede sul divano, poi si stende, poi si butta a terra, poi sempre guardando i cartoni salta da un divano all'altro. Quindi tutto nasce dalla quotidianità, ciò che la vita ci offre ogni giorno. Sono stati fortunati per il fatto che le persone si riconoscono perché vedono momenti della propria vita quotidiana, dettagli, cose piccole, insomma, poi tutto questo fa divertire perché ci si identifica. Ti distacchi quando guardi la società oppure ti fai coinvolgere da chi osserva? No, io credo che sia dal punto di vista personale sia dal punto di vista intellettuale la cosa interessante è distaccarsi, perché riuscire ad avere uno sguardo distaccato vuol dire riuscire a vedere, a capire, a comprendere, e questo credo che sia un compito. Che fotografia di società esce fuori? Ma adesso è molto complicato. Fare il figo con le domande. No, adesso è molto complicato. Diciamo che è un periodo complicato, difficile, ma io credo che non bisogna mai pensarlo come una cosa apocalittica. Penso che gli strumenti per uscire dalle crisi, dai periodi bui ci sono sempre. La gente è molto più arrabbiata. Sì, però la gente, devo dire, è sempre arrabbiata, ma questo, diciamo, con la rabbia è comprensibilissima, però la rabbia non bisogna usarla come strumento. Poi arrivi qui a Segesta, dentro a questo tempio, e dimentichi tutto, dimentichi anche la trascurabile infelicità. Sì, devo dire che è un posto veramente meraviglioso, io non c'ero mai stato ed è un colpo d'occhio veramente incredibile. Una rassegna letteraria, un festival allocato qua dentro la Champions League. L'iniziativa di K dell'inchiesta è veramente molto bella proprio per questo, perché io sono stato in tanti posti, faccio questi reading, faccio le presentazioni, però insomma dentro posti così non capita di stare. La ricetta per superare la trascurabile infelicità? Ma no, ma secondo me non vanno superate, vanno vissute anche con leggerezza le trascurabili infelicità. Grazie. Passiamo dallo sport, si riunisce oggi la squadra dell'Akragas per iniziare la preparazione in vista del campionato di Serie D, agli ordini del neoallenatore Lillo Bonfatto e il suo staff. Ce ne parla meglio il collega Carmelo Lentini. Tutto pronto all'hotel Acrabello del villaggio Mosè qui ad Agrigento per ospitare l'Akragas durante la fase del ritiro precampionato che inizia proprio questo lunedì pomeriggio. Infatti lo storico hotel sarà la nuova casa dell'Akragas e darà assistenza e supporto a giocatori, staff tecnico e dirigenti per il prossimo imminente campionato di Serie D. Ma quella appena trascorsa è stata una settimana ricca di nuovi arrivi per i colori dell'Akragas. Noi dobbiamo riepilogare gli ultimi 3 arrivi che si sono succeduti appunto in questi giorni. Il primo riguarda l'ex pupillo dell'allora tecnico del Palermo Roberto Del Serbi, vale a dire l'esterno d'attacco classe 98 Simone Lofaso, poi il difensore Michele Di Rienzo classe 2005 e poi l'esperto centrocampista Nicolò Palazzolo classe 94 che è cresciuto nei settori giovanili di Juventus e Cuneo. Dunque questo lunedì 29 luglio parte il ritiro precampionato in sede e che si completerà il 13 agosto. L'appuntamento è per questo pomeriggio, ma sarà anche un 15-20 giorni ricco di amichevoli e di allenamenti congiunti. Si inizierà con il Gemini, compagine di promozione, proprio il prossimo sabato 3 agosto. Tutte le gare che si disputeranno, ricordiamo rigorosamente al Seneto, si giocheranno a partire dalle ore 17. Ricordiamo inoltre che la giornata d'apertura del campionato, vale a dire la prima giornata, è fissata per il prossimo 8 settembre. La Coppa Italia, invece di categoria, prenderà via il 25 agosto, ma le migliori squadre classificate nello scorso torneo saranno esentate dal turno preliminare e disputeranno la prima gara ufficiale della stagione nel weekend del 1 settembre.
Chiaramente questo non è il caso dell'Acregas. Per quanto riguarda invece le categorie minori, scadrà venerdì 2 agosto il termine perentorio per regolarizzare le iscrizioni ai prossimi campionati targati 2024-25 sia di eccellenza che di promozione. Infine, martedì 27 agosto, sempre del 24, scadono i termini per l'iscrizione ai campionati di prima, seconda categoria e serie C2 di calcio a 5. E questo è tutto per TV Notizie di oggi. Vi ricordiamo che i nostri programmi si possono vedere in tutta Italia sul canale 268 del digitale terrestre per chi ha le smart TV, in streaming sul sito www.televideoagrigento.tv e il telegiornale sul canale 93 di Video Sicilia alle ore 15, alle ore 20, con replica alle ore 9 del mattino. E questo è tutto per oggi e vi auguriamo una buona serata.